Dal comunale di Mazzarrone con le immagini a cura di Antonio Ioppolo, dove le due squadre, Mazzarrone Calcio e Palazzolo, inaugurano la propria stagione nel campionato di eccellenza. Sulla panchina dei giallorossi torna a sedere Samuele Costanzo, che schiera dal primo minuto Barbagallo, Gravina, Scarf, Strano, Giuffrida, Puglisi, Valenti, Federico, Famà, Tavares e Giannaula. Samuele Costanzo, dopo la stagione 2022-2023, torna sulla panchina dei giallorossi. Risponde il Palazzolo del tecnico Matarazzo con Martinez, Illustre, Tabacco, De Vivo, Pratdessus, Coria, Pitronaci, Castrovilli, Torres, Ziccone e Mustafaraj. Le squadre fanno il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che è il signor Salvatore Azzolina della sezione di Ragusa. Inizia subito col piede sull'acceleratore il Mazzarrone, il rilancio di Barbagallo, la sponda di testa di Famà per Giannaula che prova il pallonetto, Martinez si supera e devia di sinistro in calcio d'angolo, ma risponde subito il Palazzolo con una palla messa al centro, respinta corta da parte di Giuffrida. Ziccone che riesce a servire Torres che incrocia e fa la barba al palo alla sinistra di Barbagallo. Ancora il Palazzolo perde ingenuamente palla qui Tavares, Coria e Buca per Castrovilli che si presenta tu per tu con Barbagallo che non si lascia superare. Mazzarrone ancora in bambola per qualche momento, Scarf, il passaggio, lo scarico molto leggero che innesca il contropiede del Palazzolo ancora con Torres al limite il destro, respinge ancora Barbagallo, poi sugli sviluppi della respinta nulla di fatto. E il Mazzarrone che prova a rispondere adesso con Famà che mette al centro, Federico si inserisce, Martinez in calcio d'angolo prima dell'intervallo, ancora il Mazzarrone, Giuffrida che mette al centro, accorre Valenti di controbalzo destro che si perde alto sulla traversa. Finisce il primo tempo, le squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0, riparte la ripresa ma il Mazzarrone mette il piede sull'acceleratore, Tavares gira per Federico, la sovrapposizione, ancora lo scarico, il tacco di Famà, Valenti, palo a portiere battuto, incredibile azione questa per il Mazzarrone che ancora insiste, Scarf per Giannaula che scarica ancora per Scarf, il cross del calciatore, Gravina non riesce a impattare in rete ma il Mazzarrone non ci sta, ancora Famà che sulla sinistra cross al centro per Iannotti, il destro che si perde alto sopra la traversa, difesa da Martinez, un Mazzarrone che non ci sta e continua ad attaccare, ancora calcio di punizione assegnato da Azzolina, Strano batte velocemente per Famà che si defila sulla destra, Famà il cross al centro dell'attaccante, Tarantino non riesce a impattare, lamenta una spinta, il Mazzarrone che ci prova in tutti i modi, ancora con Iannotti che arriva dentro il limite d'area, Iannotti che serve Giannaula e il destro incredibilmente fuori, 4 contro 2, ma insiste come più non potrebbe il Mazzarrone. Iannotti innescato dall'onnipresente Federico, Iannotti arriva al limite d'area, prova a mettere al centro per la corrente, Famà respinge e libera la difesa del Palazzolo, l'azione continua, ancora Giannaula va a terra ma l'arbitro Azzolino lascia proseguire, ancora Federico, lo scambio con Giannaula, Federico ancora per Famà sulla sinistra, Famà prova a mettere il pallone dentro al centro per Giannaula che non riesce a impattare nel migliore dei modi, soprattutto con una direzione migliore di quella pronosticata. Finisce qui il match, il Mazzarrone ci prova in tutti i modi ma il risultato non si schioda dallo 0-0. Finale dal comunale di Mazzarrone 0, Palazzolo 0. Grazie a tutti.